Scatman's World. Raga, ciao a tutti, come non iniziare l'importante votazione, questa è per ritornare, cioè nel senso, per andare via sulla, vi ricordate che praticamente la prima stagione avevo 40 kg di serbatoio sulla campionato europeo, poi siamo andati a 80, adesso qua siamo ritornati sempre 80. Adesso vogliono riportarla a 40, però io a parte che non mi avvantaggia per i budget, però comunque non voglio, preferisco gli 80, quindi voto contro e qua ne metto... E ne metto anche 5, sinceramente. Non voglio assolutamente questa cosa. Buono. Perfetto, è andata. Se più loro non hanno anche loro un super politico. Attenzione, mamma mia l'ho rischiata, questa. Meno male, meno male. Buono, buono. Perfetto. Molto, molto bene. E adesso siamo già a Vancouver, ragazzi. Chiaramente non ho migliorato la monoposto che sta calando un pochino. E poi vediamo, la migliorerò nell'ultima parte. Adesso vediamo finché sono così, posso ancora gestirmela. Andiamo a vedere i miglioramenti qua. Allora, ok, stanno migliorando a parte degli alettoni, purtroppo dalla prossima lo posso fare. L'alettone posteriore però l'ho sviluppato bene. Bene, bene, bene. Piano piano, ragazzi, stiamo migliorando l'affidabilità, manca ancora l'alettone anteriore, sì, sicuramente, e un po' l'alettone posteriore, però il resto adesso c'è. Adesso veramente le prestazioni sono anche massime. Chiaramente non sto migliorando un cazzo, questo è vero. E quindi la monoposto sta piano piano scendendo. Andiamo al calendario. Siamo a Vancouver, poi ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voglio usare il mio budget tutto alla fine, ragazzi. Comunque mi dà prove libere sole, qualifiche pioggia e gara variabile. Vedremo, raga. Abbiamo consumo carburante medio, gomme alto. Va bene. Va bene, consumo gomme ancora alto. E raga, manco la prima pole position per parecchio. Insomma, però terzo posto e settimo posto, anche Pino in ripresa. Scusate, ragazzi. Fioi. Attenzione, attenzione. Tutti con le intermedie, Beppe. Tutti con le intermedie. E come intermedia, perché anche in prove libere c'è stato. E qua gliel'ho messa in culo, e qua gliel'ho messa in culo. Ragazzi, qua voglio tutti e due appunti, eh. Qua possiamo fare una gran cosa, eh. Setup, ormai sto trovando sempre setup perfetti. Scelta gomme, questo mi dura 16 giri. Quindi ok. E qua lo stesso. 16 lap. Ok. Qua partiamo a bomba e dopo chiaramente valutiamo. Vai, raga. C'è bisogno di una grande prestazione per Costa che deve recuperare dopo lo scivolone. The Phoenix. Vai, ragazzi, che andiamo. Gran premio di Vancouver. Costa, dai, Costa. Dai, Costa crociere. Pino è sesto. Pino deve fare i primi punticini irridati. Attenzione, Costa è secondo. Costa, crociere. Molto bene. Bloccaggio per la Monroe. Pino è terzo, signori. Pino è terzo. Pino è sempre terzo. Bloccaggio per The Wolf. Bloccaggio per tutti praticamente. Bloccaggio per tantissimi. Stiamo calmi, relax. Relax, relax, relax. Il tracciato è bagnato, ragazzi. Pronto, teniamo alto perché andiamo a bomba, perché forse dovremmo andare con le full wet.
Le previsioni danno pioggia per un bel po'. Per il momento stiamo tutto al massimo, ragazzi. Ragazzi, Becker vola però sulla pioggia. E Becker in fuga. Attenzione, fuga beckerniana che è secondo nel mondiale. A 8 punti il porco. Bloccaggio per la Cavalcanti, amici. Bloccaggio per la Cavalcanti. Noi siamo secondi e terzi. Abbiamo superato uno con problemi. Pino è terzo, va bene. Tanti già i box. Io sto spingendo per adesso perché forse dobbiamo andare con le full wet. Non lo so. Non ha nessun senso tenere le gomme o il carburante in questo momento. Lo so, ma stiamo calmi. Nessuno per il momento mette le full wet. Bloccaggio per Guglielmo Costa, crociere! First class, simply, peccato. Schianto per la Cavalcanti, signori, schianto per la Cavalcanti, ancora fuori dai giochi di stagione, disastrosa per la Cavalcanti. Pino un po' in difficoltà. Schianto di Nina Holz. La pioggia fa vittime, signori. La pioggia fa vittime. Siamo tutti là imbottigliati. Stiamo attenti, ragazzi. Costa se ne deve andare. Bravissimo Costa. E grandissimo anche Pino, signori. Eccoli qua. Adesso possiamo fare così adesso. Perché forse possiamo dopo aspettare e andare con l'asciutto. Questa è la mia strategia. Vediamo se è possibile. Oh, state attenti adesso, rincoglioniti, state attenti. State molto attenti. Se ne sta andando la pioggia ed è questo quello che voglio. Ok, mandiamo Pino ai box. Mancano 21 giri. E dopo chiudiamo con le ultra. Allora, quanto mi tiene questo? Questa mi tiene 13-15 laps. Ok. Pit stop veloce. E vai. Tiriamo al massimo. Perfetto. Aspettiamo ancora con Costa. Chiaramente possiamo andare al massimo. E in realtà però comunque il carburante per un giro, quindi adesso andiamo ai pit anche con lui. Sempre super morbide, carburante 15 giri. A secondo però scende. Veloce Costa. Il carburante è pericoloso però, eh. Ok. Allora, neutrale. Mamma mia. L'alettone è il problema, fioi. L'alettone è il vero problema. E anche Pino. Vai. Pino è primo per il momento. Non faccio ordine di scuderie per adesso. Aspetto. Sta già arrivando Costa. Però certo che Becker è molto vicino a Becker. E Becker che strategia ha Becker? In realtà Becker è in risparmio più di me. Questi sono i problemi dell'alettone purtroppo. Mamma mia ragazzi. Nella prossima gara saremo a posto con tutto, ma... Che sfiga, oh, che sfiga. Perde una posizione Costa.
Pino rimane primo per il momento, ma il vero problema è l'alettone. E vabbè. Che palle, oh. Pino rimane primo, ma... Ma Pino comunque tiene anche bene, Pino, eh? Solo che Becker mi recupera altri punti. 13 giri alla fine. Devo tirare un po' adesso. Vediamo se riusciamo a recuperare su Becker. E anch'io la... attenzione, problemi per Costa. Pit stop. 12 giri, a sto punto devo rischiarla. Il resto va bene, ma vaffanculo, va. Ah, un giro si deve fare così, no! Ma no, ma dai! Questa è veramente una beffa atroce, però. Pazzeva, non è che lo guardo perché mi stanno girando i coglioni in maniera devastante. Costa vai box. Ok. Ultra soft per Costa che è settimo. Pino primo, incredibile il risveglio di un uomo. Vediamo i componenti. Costa è settimo. Costa è sesto. Adesso vediamo. E adesso vediamo cosa può fare Costa. L'unica opportunità era quella. Mettere ultra soft un po' prima. Costa è quinto. Becker con le ultra. Cioè Becker è incredibile. Bel pilota Becker veramente. Pino è sempre primo. Ok, Pino dai tutto adesso. Pino un vantaggio di 23 secondi. Andiamo ai box, andiamo ai box. Carburante. Per 9 giri. Componenti, devo provare. Devo assolutamente rischiarla. Però la previsione mi dà ancora primo. È un po' imbottigliato Pino. Ok, Pino rimane primo. Pino rimane primo. Costa addirittura quarto per adesso, eh? Ai 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 Costa. Purtroppo Costa sfortunato in questo periodo. Pino a 6 secondi da Becker. Adesso controlliamo anche Pino. Pino ci può regalare una gran vittoria, eh? Pino è in difficoltà. No, Pino al massimo. E anche al massimo anche Costa. Mamma mia che gara, mamma mia che gara. 5 laps, 5 laps alla fine. Costa ha veramente problemi alla vettura. Molto sfortunato Costa, ma d'altronde adesso addirittura rischia di... Mettiamo anche il carburante al massimo. Rischiamo di perdere parecchie posizioni, eh. Pino alla grande. Costa quarto sempre. Dai, il ritiro di Becker, però è un coglione di merda Becker, lo so già. Mamma mia, non voglio neanche guardare. 3 giri alla fine. Non rompere i coglioni. Non rompete le palle, pensate a vincere. Ciolaps, Ciolaps. Purtroppo Becker sta trovando la quadratura del cerchio, Becker. Proviamo a spingere per prendere un'altra posizione, proviamoci quantomeno. Dai, dai cazzo, dai che sfruttiamo il casino. Final lap e siamo terzi. Final lap e siamo terzi. Costa di sorte nell'ultimo giro è un fenomeno. Tieni il terzo posto, ti prego. Tiello, tiello, tiello.
Grandissimo Pino che torna al successo dopo 30 anni. Costa terzo, tienimi il terzo posto. Va bene. Abbiamo perso il meno possibile, primi e terzi. Una volta, ragazzi, che sistemiamo gli alettoni, sono cazzi per gli altri e possiamo vincere il mondiale. Abbiamo una grande squadra, una grande macchina, solo che purtroppo non riusciamo a svilupparla, ma la svilupperemo alla fine, quando ormai il budget non mi servirà più, e poi il prossimo anno, se vinco, chiaramente me ne posso anche andare, ragazzi. Però più in Formula 1 non posso avere una squadra troppo scarsa, anche media, ma non scarsissima. E se questi vanno in Formula 1 sono cazzi. Yes, grandissimo, sulla squalifica di Becker. Voglio il beffone atroce per la doppietta. Ah, peccato. Pascal Becker però, ragazzi, porca puttana. Bravi però, bravi, bravi, bravi. Pino mi ha fatto un gran favore, Pino, eh. Primi e terzi, signori. Primi e terzi. Gustavo Costa ha 6 punti di vantaggio su Becker. Pino con una vittoria sale al sesto posto. Grandissimo Pino. Nella costruttori torniamo in testa con più 4 su Rezzato Corse. Signori, questo è il Cume. This is Cume. Grandi ragazzi, grandi, grandi, grandi. Ora sono soddisfatto a 1000, veramente. Una soddisfazione immensa. Cioè, aver portato di nuovo Pino al successo. Il risveglio di Pino, ragazzi. Molto, molto bene. Perdiamo sempre qualcosa, purtroppo. Mancano i soldi in sta cazzo di scuderia. La monoposto, però, siamo sempre là con la monoposto. Posta. Allora. Dai, vai, Carlo, che adesso Pino è contento, sono sicuro. Aggiornamento, intervista. Accetta l'intervista. È una vittoria? Sì, 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 sì. È un talento immenso, Pino. Settimo cielo per terzo posto. Sì, Gustavo ha detto di essere felice. Marco, grazie, prego. Storia della gara. Disinteresse per le offerte. Pino distrugge tutto, ragazzi. A Yokohama è previsto un leggero temporale per la gara, ma proprio leggero, eh. Raga, sotto il comandone veneziano, la buona speranza, c'è il Cume pure. Ed è tornato Pino. Ciu! E Gustavo è sempre al top.